All'interno degli scatoloni posizionati alla rinfusa in un semirimorchio c'erano centinaia di borse, portafogli e accessori da donna, tutta merce fuori norma perché priva delle indicazioni di tracciabilità e sicurezza prevista dal codice del consumo. I controlli presso il terminal commerciale di Fusina hanno portato ad un maxi sequestro di oltre 251.000 articoli di pelletteria. A fermare il carico sono stati gli uomini del secondo gruppo provinciale della Guardia di Finanza in collaborazione con i funzionari dell'Agenzia delle Dogane. Gli articoli che sono stati sottoposti a sequestro, oltre 250.000, appunto non riportavano la benché minima indicazione informativa e mi riferisco in particolare alla tracciabilità degli articoli stessi, quindi l'indicazione del produttore, dell'importatore, del distributore, la composizione fibrosa. Le ispezioni si sono concentrate fin da subito su un semirimorchio sbarcato da una motonave di provenienza greca. Generalmente chiediamo tutta la documentazione, questa documentazione non era del tutto perfetta, quindi abbiamo proceduto a controllare all'interno del mezzo e abbiamo trovato delle borse più di 30.000 borse che non erano conformi a quanto erano dichiarato. Tra gli articoli, tutti made in Cina, anche una macchina da cucire non segnalata. La merce era destinata a Prato per essere successivamente distribuita in vari negozi nel territorio nazionale. Le irregolarità constatate sono state segnalate anche agli uffici della Camera di Commercio. Sono naturalmente in corso tutti gli accertamenti prettamente fiscali del caso, oltre che le procedure finalizzate all'applicazione della sanzione amministrativa prevista, che è di natura pecuniaria e può arrivare fino ad un massimo di 30.000 euro. La finalità di questa tipologia di controlli è anche volta a garantire condizioni di equa concorrenza per gli imprenditori onesti